Mi raccontava mia madre che quando era in attesa della mia nascita si rivolse a lui per sapere quale nome dovesse mettere al nascituro, perché mio padre era in guerra in Africa. Lui, mio nonno, Cola, le rispose risoluto che era giusto che mi chiamassi Nino, come il mio nonno materno, morto prematuramente, perché si era distinto per la sua bontà e nobiltà d'animo. Intanto che passavano gli anni e aumentavano anche gli incarichi che mio nonno mi affidava. Un inverno, mi ricordo, che per farci capire quanto lavoro c'era dietro una fetta di pane, fece partecipare me e mia sorella alla semina del frumento, qualche etto in più. In primavera estirpammo contro voglia più volte le erbacce dal campo di grano e a giugno finalmente arrivò il periodo della mietitura. Dopo aver toccato con mano i sacrifici da affrontare per produrre il grano, ebbi più rispetto per la fetta di pane che a quel tempo utilizzavo spesso. Quando gli comunicai che ero stato promosso all'esame di terza media, sospese il suo lavoro, si drizzò sulla schiena e con le mani ai fianchi e con lo sguardo che avvolgeva tutto il mio mi disse con tono appropriato alle grandi occasioni: bravo, fai bene a studiare, ma ricordati che per tutta la vita dovrai varcare la soglia di casa e dovrai farlo sempre a fronte alto. Quella frase è rimasta impressa nella mia mente ed oggi, quando deposito il fiore sulla sua tomba, me lo sono ricordato e mi sono commosso, come adesso.